Allora, buongiorno a tutti e benvenuti al nostro consueto appuntamento con le novità della legge di bilancio in materia di lavoro. Vediamo per prima l'esonero contributivo per le lavoratrici madri, è stato riconosciuto anche per il 2025 per le lavoratrici che hanno da 2 a più figli e è stata ampliata la platea delle lavoratrici che possono chiederlo, in quanto prima potevano domandarlo solo le lavoratrici a tempo indeterminato, mentre adesso anche le lavoratrici a tempo determinato possono fare richiesta di questo esonero e anche le lavoratrici autonome, purché non abbiano optato per il regime forfettario. Un altro requisito per richiedere questo esonero è che non abbiano un reddito da lavoro superiore a 40.000 euro nell'anno, su base annua. Ovviamente l'esonero è previsto fino al compimento del 10° anno di età del figlio più piccolo. Sempre per restare in ambito di genitorialità, è stato riconosciuto un ulteriore mese all'80% della retribuzione globale di fatto del congedo parentale. L'anno scorso erano riconosciuti 2 mesi all'80%, mentre per il 2025 siamo a 3 mesi all'80%. Ovviamente dopo i primi 3 mesi all'80%, gli altri mesi di congedo parentale torneranno a essere retribuiti al 30% della retribuzione globale di fatto. Oltre a questo è stato riconosciuto per i nuovi nati nel 2025 o per gli adottati nel 2025 un bonus una tantum a bambino di 1.000 euro, sempre che il nucleo familiare abbia un ISEE inferiore ai 40.000 euro. È stato aumentato anche il tetto del bonus asili nido fino a 3.600 euro per i nati dal 2024 in poi. Rimane confermato invece per quanto riguarda la detassazione dei premi di risultato, è confermato al 5% la detassazione dei premi. I premi detassati sono fino a 3.000 euro per i lavoratori dipendenti che l'anno precedente all'erogazione del premio avevano un reddito da lavoro dipendente e assimilato inferiore ad 80.000 euro annuo. Tali premi però ricordo che possono essere erogati solo dopo un accordo sindacale oppure un accordo tramite la commissione welfare della provincia di Treviso della CNA. Restano confermati gli scaglioni IRPEF, i 3 scaglioni al 23, al 35 e al 43%, però vengono introdotte delle nuove detrazioni. Per i lavoratori che hanno un reddito di lavoro dipendente fino a 20.000 euro, la detrazione viene calcolata in fasce e viene applicata una percentuale. Quindi per la prima fascia fino a 8.500 euro di reddito da lavoro dipendente sarà applicata la percentuale del 7,1%. Dagli 8.500 fino ai 15.000 euro verrà applicata la percentuale del 5,3%. Per i redditi da 15.000 fino a 20.000 euro di reddito annuo viene applicata la percentuale del 4,8% di detrazione, mentre per i lavoratori dipendenti assimilati che hanno redditi superiori ai 20.000 e inferiori ai 32.000 euro l'anno ci sarà una detrazione fissa pari a 1.000 euro, mentre per i dipendenti e i lavoratori assimilati che hanno un reddito superiore ai 32.000 ma fino ai 40.000, questa detrazione di 1.000 euro andrà a scendere fino ad esaurirsi con un reddito di 40.000 o superiore. È stata riconosciuta anche per l'anno 2025 la maxi deduzione del costo del personale assunto a tempo indeterminato, però il requisito è appunto le assunzioni a tempo indeterminato di personale dipendente e ci deve essere poi al 31/12/2025 il conteggio dei lavoratori a tempo indeterminato deve essere superiore alla media dei tempi indeterminati avuti nell'anno 2024. Quindi per applicare questa maxi deduzione comunque dovremo aspettare il 31/12/2025 per fare il parallelo tra i 2 anni. È stato riconfermato anche per il 2025 l'esonero dei Friends Benefit pari a 1.000 euro per i lavoratori che non hanno figli a carico e 2.000 euro per i lavoratori che hanno figli a carico. Ovviamente questi Friends Benefit possono essere buoni spesa, buoni benzina, rimborso bollette, l'uso promiscuo dell'auto, quindi tutto quello che è
Il pacchetto del Fringe Benefit anche per quest'anno ha i limiti di esenzione appunto di 1.000 euro e 2.000 per chi ha figli a carico. Per collegarci al fatto dell'uso promiscuo delle autovetture concesse ai lavoratori dipendenti, è stata modificata la tassazione appunto di queste auto, non viene più considerata le emissioni di CO2, ma invece viene considerato l'alimentazione delle autovetture. Le percentuali di assoggettamento alla tassazione appunto di queste auto sono così: 10% in caso di veicoli elettrici a batteria, 20% in caso di veicoli ibridi e il 50% in tutti quanti gli altri casi. Ovviamente le percentuali vengono applicate all'importo forfettario previsto dalle tabelle ACI. Quindi nel 2025 ci troveremo ad avere due tassazioni diverse, quelle con le concessioni che partono dal 1 gennaio 2025 con le regole nuove, mentre le concessioni delle auto erogate in precedenza continueranno con la tassazione della normativa precedente. Viene riconfermata la durata al massimo 24 mesi dei tempi determinati, ovviamente fino ai 12 mesi senza l'obbligo di una causale, anche se ci troviamo nel caso di un rinnovo, mentre dai 12 mesi fino ad arrivare ai 24 è sempre necessaria la causale, che sia di tipo organizzativo, tecnico o produttivo, deve essere indicata nella lettera di proroga di assunzione. Una cosa che è stata poi introdotta alla nuova legge è la risoluzione automatica. Questo quando avviene? Quando il dipendente è assente ingiustificato per più di 15 giorni, il datore di lavoro ha l'obbligo di comunicarlo all'Ispettorato Nazionale del Lavoro, che farà le verifiche, e se effettivamente non c'era un impedimento di forza maggiore per cui il lavoratore non ha dato giustificazione dell'assenza, il lavoratore sarà considerato dimissionario e il datore di lavoro non dovrà licenziarlo pagando il contributo sul licenziamento e pertanto il lavoratore non andrà più in NASPI. È stata modificata inoltre, come ultima modifica, la durata del periodo di prova per quanto riguarda i rapporti a tempo determinato. Se non vi è appunto una previsione da parte del contratto collettivo del periodo massimo di prova nei tempi determinati, la nuova legge prevede che ci sia un giorno di lavoro ogni 15 giorni di contratto, quindi con un minimo di 2 giorni a un massimo di 15 giorni per i tempi determinati sotto i 6 mesi e un massimo di 30 giorni per i rapporti a tempo determinato superiori ai 6 mesi e inferiori all'anno. Queste sono le novità introdotte dalla legge di bilancio 2025. Ricordo che per approfondimenti, se avete situazioni particolari, quindi per ogni analisi più approfondita delle novità, ogni mandamento è disponibile per i propri clienti, quindi prendete appuntamento per l'analisi specifica della vostra situazione. Vi auguro una buona giornata, arrivederci.